Coach Cappelletto, una stagione, quella 2018-2019, che ha portato grandi soddisfazioni. Una finale promozione dalla C alla B sfiorata e poi lo scudetto Under 18 a Chianciano Terme. È una stagione difficile da replicare. Certamente è difficile da replicare, ma noi, anzi io, siamo abituati a, appena termina l'ultimo pallone per terra, a mettere la mente sulla squadra che verrà, sui ragazzi che verranno, e abbiamo la fortuna in questo ambiente di ogni anno è come se cambiassimo squadra, perché i ragazzi, più o meno la metà dei ragazzi cambiano, e quindi per noi è un organico diverso, delle dinamiche diverse, e ci troviamo ad affrontare sempre ogni anno delle cose diverse in palestra. Siamo alla quarta settimana di allenamenti. Quali sono le prime impressioni sul gruppo dell'Under 18 Serie C e le principali differenze col collettivo dell'anno scorso? Ma non è giusto neanche tanto sempre rapportarsi a quello che è stato. Il gruppo più o meno è un gruppo di qualità, è un gruppo di qualità come era quello dell'anno scorso. Teniamo conto anche che 4/7 dei ragazzi che hanno fatto la finale nazionale sono in organico nel nostro, hanno la possibilità di giocare nel nostro gruppo, e quindi sicuramente la qualità rimane. I nuovi innesti provengono tutti da un percorso nostro giovanile di eccellenza, quindi gli allenatori che hanno avuto sono allenatori di primissimo piano, e quindi quelli che ci arrivano fanno altro che aumentare le capacità e le possibilità di questo gruppo, che sicuramente anche questo è un gruppo molto buono. Per adesso vedo la disponibilità a lavorare, vedo la voglia di imparare, di apprendere anche da quelli nuovi che abbiamo prelevato da altre società. Sono ragazzi tutti disponibili a lavorare. Poi adesso vedremo col tempo, quando arriveranno un po' le difficoltà, quando arriveranno le partite, che tipo di atteggiamento troveremo e su cosa dovremo lavorare. Da sabato ci sarà il primo impegno della stagione, la Coppa Veneto, e ci sarà proprio sabato la partita contro Spes Belluno, neopromossa in Serie D. Poi a seguire San Biagio, sempre di Serie D, e Povegliano e Castelconegliano, neopromosse in C. Quali sono gli obiettivi di questo primo banco di prova? Ma come al solito noi con squadre giovanili non ci poniamo mai degli obiettivi. Siamo molto curiosi, sempre di vedere come un nuovo gruppo affronta le competizioni, e le competizioni agonistiche soprattutto. Facciamo la Coppa Veneto perché intanto ci dà della qualità. Tutte le squadre che troviamo sono squadre di livello regionale, e quindi con un buon livello. Non pretendiamo tanto, anche perché è difficile, noi dobbiamo ancora mettere in campo i giocatori, dobbiamo fare ancora un lavoro globale 6 contro 6, e quindi adesso stiamo lavorando molto sull'intensità, stiamo lavorando molto sulla tecnica, sul lavoro analitico, e quindi è difficile. Siamo curiosi di vedere come approcceranno le dinamiche. Facciamo apposta questa Coppa anche per non aver bisogno di cercare amichevoli, per non perdere allenamenti. E l'affronteremo come si deve affrontare. Per noi è anche un banco di prova su come si devono affrontare le partite e quali sono le dinamiche con un gruppo nuovo che si instaurano durante il match. Grazie.